shine every day. Oggi vi porto a vedere il lavoro di installazione di un impianto fotovoltaico da 6 kW con pannelli Hyundai, inverter Huawei, ottimizzatori di potenza di un mio cliente qui di Padova. È un'installazione con esposizione est-ovest. Abbiamo cercato di bilanciare il più possibile l'impianto sulle due falde perché in questo momento non abbiamo installato la batteria d'accumulo perché non rientrava nel budget di spesa del cliente. Quindi, dividendo l'impianto su due falde, riusciamo ad ottimizzare la curva di produzione per sfruttare al massimo la produzione sia dal primo mattino fino al tardo pomeriggio, ovviamente per quanto concerne i mesi migliori da marzo ad ottobre. I mesi invernali ovviamente dipende dalle ore di sole e dalla tipologia di giornata, da quanto è nitida. Quindi vediamo i lavori che sono cominciati stamattina, vediamo come stanno lavorando i nostri ragazzi. I lavori sono a buon punto. Qui c'è il quadro elettrico generale del cliente, c'è il passaggio del cablaggio, che sono questi tre cavi con ovviamente la terra, la fase al neutro e il cavo di rete per far funzionare il meter, la pinza amperometrica di Huawei, che va a misurare ovviamente la necessità di energia da dare alla casa e un domani anche di far funzionare la batteria, che qui in questo progetto ad oggi non è prevista. Qui abbiamo posizionato l'inverter che trasforma la corrente continua in corrente alternata e che ci permetterà appunto di produrre energia pulita dal sole, e questo è l'inizio dei lavori sul quadro elettrico. Questa è la staffa che viene utilizzata solo per i coppi. Esatto, e che porta poi la struttura sulla quale verranno agganciati i pannelli. Questo è lo staffaggio che viene fatto al tetto, e sotto, lo si vede là nel bordo, là sotto viene messo questo sigillante bituminoso in modo che non penetri nulla sulla parte porosa della superficie del tetto, quindi fa da sigillante appunto, anche se per caso dovesse passare dell'acqua tra un coppo e l'altro per una rottura di un coppo o uno spostamento. Questo è l'inverter installato, in funzione, è stato terminato il lavoro. Queste sono le stringhe con stringa 1 e stringa 2 con gli scaricatori, e pertanto in questa famiglia stiamo iniziando a risparmiare sulla bolletta dell'energia elettrica. Allora, questo è il lavoro terminato, è il lato ad est, il sole sono le 10 del mattino, il sole sta già battendo forte sull'impianto, quindi questo è già in produzione, ovviamente per l'autoconsumo della famiglia, quindi l'impianto sta producendo in maniera limitata rispetto al consumo richiesto dalla casa. L'altra parte dell'impianto è sul lato ad ovest, quindi qua sopra adesso non vedete perché sono i pannelli di là. Ne abbiamo bilanciato l'impianto est-ovest. Come dico sempre ai miei clienti, è importante verificare esattamente il corretto funzionamento dei propri impianti fotovoltaici. Sono investimenti che vanno controllati e protetti. Quindi a distanza di un anno dall'installazione andiamo a vedere quanto l'impianto ha prodotto e quanta energia è stata immessa in rete. Ricordo che questo cliente non aveva messo a budget il sistema d'accumulo. Come si evince dal monitoraggio, l'impianto ha prodotto 5 MW di energia da gennaio ad oggi, quindi in circa 9 mesi di produzione, ed ha esportato l'81,68%, quindi più di 4 MW. L'autoconsumo è stato del 18% e l'autosufficienza energetica del 49%. È evidente dal grafico che la soluzione ideale per questa famiglia sarebbe quella di installare un sistema d'accumulo per riuscire a tenere per sé una buona parte dell'energia prodotta in più e per andare ad abbattere quel 50% di energia che è stata comprata nel corso dell'anno. Proteggere il proprio investimento significa poter controllare in ogni istante
se l'impianto sta producendo quanto effettivamente deve e essere sicuri che ogni pannello stia lavorando al meglio delle proprie potenzialità. Ombreggiamenti, sporcizie sui pannelli, camini, tetti delle altre case vicine possono infatti ridurre in maniera importante la produzione dell'impianto fotovoltaico. Vedete infatti che ogni pannello produce in maniera diversa in base a tutti questi parametri che abbiamo appena evidenziato. sunshine, sunshine, every day I